Riprendiamo il tema che trattavamo qui con Marco Dorli, che è il promotore di Slot Mob, che abbiamo spiegato di che cosa si tratta, gioco d'azzardo, patologia, eccetera, eccetera. Ecco, c'è Caruso che voleva fare una domanda. Vai. Ma io direi, allora, mettiamoci nella logica del giocatore, perché la logica del giocatore è un po' simile al di là del gioco che si fa. È uno che vuole sfidare la sorte, convinto per un'oscura ragione intima che può vincere. Però c'è gioco e gioco. Noi da ragazzi giocavamo al totocalcio e sapevamo su quante schedine le probabilità allusive di vincere. Ma quando si gioca a slot machine, le probabilità di vincita quali sono? Ma le probabilità... No, perché così si sottolinea anche una cosa che io penso sia nell'etica poi della responsabilità. Cioè qui il mondo anglosassone ama moltissimo il gioco, ma perché? Perché se ne frega degli aspetti morali. Dice, se la persona è lucida, è responsabile, lo sa lui quando si ferma, ma non è così. Il mondo anglosassone non è nelle sue simpatie, questo l'abbiamo accertato. No, perché vuol dire proprio che vuoi fare la sfida contro qualcosa in cui la tua probabilità è talmente bassa, ma quanto bassa? Ecco, appunto, sentiamo. La probabilità è inesistente. Prima di fare un po' di numeri, c'è chi ha fatto questa similitudine. Se si riuscisse a riempire il Duomo di Milano di tante palline da ping pong bianche, Il Duomo di Milano. Il Duomo di Milano. E se ne mettesse una sola nera, e poi si cercasse quella unica nera, ecco, quella sarebbe la probabilità di vincere, per esempio, al Superenalotto, che è una probabilità su 622 milioni. Molto peggio è un gioco che si chiama Superstar, che è una su 56 miliardi. Il lotto, il terno al lotto, tanto per fare un confronto del quale forse tutti nella vita una volta abbiamo giocato, è una su 12.000, quindi parliamo... Che è buono. Che è buono. È buono. È una su 12.000. Vecchio caro lotto. Il vecchio caro lotto. Chi possiamo ancora giocare? Esatto. Contro una su 56 miliardi. Quale? Il Superstar. Ah, ma questo è... Il Superenalotto una su 622 milioni, le slot machine... Senti, c'è anche uno che si chiama Eurojackpot. C'è un Eurojackpot che è una su 59 milioni. Ah, beh, certo. Beh, insomma, quindi se prendiamo tutti... Ho capito che tu lo pratichi. No, sono proprio contrario. Se prendiamo tutti i cittadini italiani e gli facciamo giocare all'Eurojackpot, uno vince. Ho capito. Questa è la situazione, no? Siamo circa 60 milioni. Quel fortunello. Però queste probabilità, voglio dire, non potrebbero essere immagino che lo faranno, un deterrente. Ma chi è che le dice? dice? Su 56 Scusa, ma miliardi se io tu posso leggi vincere. questa ipocrisia, giocate con moderazione. Ma Sì, no, quella al finale della presentazione. ma siamo nel regno dell'ipocrisia. Fare, così si mettono siamo al fantasma. Si mettono l'anima in pace. Al regno dell'ipocrisia. Prima devi giocare e poi giocate, da può essere dipendente, giocate con moderazione. Con moderazione. Beh, il fenomeno è simile a quello dei fumatori ai quali scrivono sui pacchetti il fumo fa male, poi si prendono le sigarette, si mettono in portasigarette e si risolve il problema, no? In effetti, a parte che queste probabilità di vincita, che sono pubbliche perché sono tratte dal sito del Ministero delle Finanze, nessuno le va a guardare, né tantomeno nessuno di quelli che gestiscono questi giochi o gli esercizi che vendono questi giochi, parlo per esempio del Gratta e Vinci, pubblica queste cose, no? Sono pubblici i dati, ma bisogna andarseli a cercare sul sito del Ministero delle Finanze, cosa che il giocatore non fa, anzi perché poi non vuol sapere in fondo. Ah no, quello è chiaro. Meglio, è malato. Occhio non vede, cuore non dorme. Il malato non vuole... E non dorme. Non vuole... Allora, non vuol sapere la dipendenza. Esatto. Facciamo riposare un attimo Tori, che lo stiamo tempestando, mitragliando anzi, di io domande. vi ringrazio perché riusciamo vabbè, ma ci ritorneremo anche su questo. Tante cose. Ecco. Andiamo a vedere intanto un servizio che viene da Ferrara, dalla nostra giornalista Annalisa Bertasi, che parla lo stanziamento dei comuni, eccetera, eccetera. Vediamo un attimo.
La revisione del decreto Salva Roma vede cancellata la discussa disposizione che prevedeva una diminuzione degli stanziamenti per i comuni attivamente impegnati nella lotta alla diffusione del gioco d'azzardo, una revisione necessaria di un decreto stilato su pressioni localistiche e di lobby. Eliminate le penalizzazioni ai comuni virtuosi, resta comunque il fatto che ad oggi il gioco d'azzardo rimane una delle più gravose problematiche della nostra società. Un fenomeno che genera dipendenza patologica e impedisce le relazioni, poiché è assolutamente individuale. Pochi, infine, gli strumenti in mano ai comuni per contrastare un fenomeno incentivato a livello nazionale. Noi abbiamo aderito al gioco d'azzardo, al manifesto promosso da diversi comuni contro il gioco d'azzardo. Faremo partire anche qua una raccolta firme per la sottoscrizione della legge di iniziativa popolare. A gennaio faremo dei banchetti. Hanno aderito tutte le forze politiche del nostro Consiglio Comunale e spero che questo possa dare un significato di arretramento di questo. Ad oggi c'è una liberalizzazione totale. All'interno invece delle regole del piano urbanistico, quindi del PSC, andremo anche a definire delle distanze per le nuove sale da gioco. Evidentemente su quelle esistenti non si può intervenire, però almeno inibire che le prossime possano essere